Christus Vivit è il titolo dell'esortazione apostolica firmata dal Papa questa mattina a esito del lavoro del Sinodo sui giovani, la firma nella Casa Santa al Santuario Mariano di Loreto. Aperta la visita pastorale nel Tigullio occidentale, il Vescovo ha affidato a Maria questi giorni, auspicando che non siano solo eventi esteriori, ma possano ravvivare la primavera interiore. Nella festa dell'Annunciazione di Maria al Santuario delle Grazie, Monsignor Tanasini ha chiesto ai fedeli un cammino di conversione per riscoprire la presenza di Dio nella propria vita. Risorse personali e riorganizzazione ospedaliera, il futuro dell'ASL 4 Chiavarese. Questa sera in diretta TV affronteremo dubbi e novità con l'assessore regionale alla salute Sonia Viale. Portofino conta i giorni in vista della riapertura della strada, grande attesa tra gli abitanti e i commercianti. I portofinesi sono pronti a tornare nelle loro abitazioni. Presentata la terza edizione di Discovery Italy, per 3 giorni Levante è unito nel mettere in vetrina la propria offerta turistica, protagonisti Chiavari, Sestri, Frammura, Deiva Marina e Moneglia. Archiviato il pareggio con il Siena, la Virtus Entella già proiettata al prossimo impegno di campionato. Martedì arriva la Lucchese, al Comunale chiamati tutti i tifosi, gradinata ad €1. Buonasera a tutti, ben arrivati a Tigullio. Oggi l'apertura ai temi ecclesiali. Nei giorni in cui la Chiesa fa memoria dell'Annunciazione dell'Angelo a Maria, Papa Francesco ha celebrato la Santa Messa nella Casa Santa all'interno del Santuario Mariano di Loreto. Al termine della messa ha firmato l'esortazione apostolica post-sinodale Christus Vivit, che sarà pubblicata in seguito. Circa 10.000 fedeli hanno atteso il Papa fuori dal santuario. Qui Francesco ha pronunciato un discorso rivolto soprattutto ai giovani, agli ammalati e alle famiglie. Avvenga di me secondo la tua parola. Le parole di Maria sono tornate a risuonare nella Casa Santa, dove Papa Francesco ha celebrato la messa. È il primo pontefice a farlo da 162 anni ad oggi. L'ultimo fu Pio IX nel 1957. Fuori nel santuario lo accompagnano molti malati che il Papa saluterà. All'esterno della basilica circa 10.000 persone. Sempre nella Santa Casa, sull'altare dinanzi all'immagine della Madonna Nera, il Papa ha firmato l'esortazione apostolica post-sinodale in forma di lettera ai giovani, a suggello del Sinodo che si è tenuto in Vaticano nell'ottobre scorso. Un evento storico, come è stato definito da molti, ma anche una conferma del legame fra i giovani e il Santuario Mariano di Loreto. Dopo la firma dell'esortazione ha suggellato questo intenso momento donando alla Madonna una rosa d'oro che ha posto sull'altare della Santa Casa. All'esterno del santuario di Loreto Francesco ha parlato ai giovani, esortandoli a percorrere il cammino della pace e della fraternità, alle famiglie, considerate santuari dell'amore, e ai malati, rassicurandoli che la Vergine porta a tutti la misericordia del Signore. Poi ha citato il titolo dell'esortazione post-sinodale, Christus Vivit, Cristo vive. È sempre Dio che prende l'iniziativa di chiamare la sua sequela. È Dio che prende l'iniziativa. Lui va primo sempre. Lui va primo, Lui fa strada nella nostra vita. Occorre essere pronti e disponibili a ascoltare ed accogliere la voce di Dio che non si riconosce nel frastuono e nell'agitazione. Il suo disegno sulla nostra vita personale e sociale non si percepisce rimanendo in superficie, ma scendendo a un livello più profondo, dove agiscono le forze morali e spirituali. È lì che Maria invita i giovani a scendere e a sintonizzarsi con l'azione di Dio. La misericordia di Dio e la conversione dell'uomo sono stati i temi al centro della riflessione proposta ieri mattina all'Angelus domenicale della terza domenica di Quaresima. Non abusiamo della misericordia di Dio, il tempo della conversione non è infinito. Così Papa Francesco prima dell'Angelus commentando la parabola del fico sterile. La pianta che non produce frutto e che il vignaiolo convince il padrone a non tagliare è simbolo dell'umanità indifferente e arida, di quanti vivono adagiati nelle proprie comodità, incapaci di volgere lo sguardo e il cuore a quanti si trovano in condizioni di sofferenza.
Nonostante la sterilità che a volte segna la nostra esistenza, Dio ci offre la possibilità di cambiare, ma la dilazione implorata e concessa nel testo indica anche l'urgenza della conversione. Il pontefice invita quindi tutti a vivere l'oggi senza illudersi di avere un tempo infinito per abbracciare la fede, senza rimandare sempre le scelte fondamentali. Noi possiamo fare grande affidamento sulla misericordia di Dio, ma senza abusarne. Non dobbiamo giustificare la pigrizia spirituale, ma accrescere il nostro impegno a corrispondere prontamente a questa misericordia con sincerità di cuore. E dopo la preghiera mariana, il primo pensiero del Papa è andato al Nicaragua, attraversato da una grave crisi sociale, politica ed economica che sta mettendo in ginocchio la popolazione ormai a dura prova. Vediamo anche l'articolo pubblicato sul sito di Radio Vaticana. Accompagno con la preghiera l'iniziativa e incoraggio le parti a trovare al più presto una soluzione pacifica per il bene di tutti. Il Papa guarda anche all'Africa e prega soprattutto per la Nigeria e il Mali segnato da nuovi terribili attentati. Preghiamo per le numerose vittime degli ultimi attentati disumani avvenuti in Nigeria e in Mali. Il Signore accolga queste vittime, guarisca i feriti e consoli i familiari, converta i cuori dei crudeli. E ora veniamo in diocesi. Oggi il vescovo Alberto Tanasini ha aperto la visita pastorale nel Tigullio occidentale. 2 settimane fitte di incontri e appuntamenti durante le quali Monsignor Tanasini entrerà in contatto con le comunità dell'ambito di comunione e anche con le specificità del territorio caratterizzato da grandi bellezze naturali ma anche da ferite inferte dalle avversità meteorologiche. Questa mattina il primo atto nella parrocchia di San Giacomo di Corte. Con un momento raccolto e riservato, questa mattina si è svolto il primo appuntamento della visita pastorale del Vescovo all'ambito di Santa Margherita Ligure, Portofino e San Michele di Pagana. Nella chiesa di San Giacomo di Corte, Monsignor Alberto Tanasini ha presieduto la Santa Messa concelebrata dai sacerdoti delle comunità coinvolte, dai religiosi alla presenza delle religiose della città. La coincidenza con la festa dell'Annunciazione di Maria ha dato lo spunto al Vescovo per la riflessione. Questa solennità, resa ancor più intima per il fatto che si celebra nel nascondimento quotidiano, al gusto della primavera, non solo quella meteorologica che il Signore ci dona, ma una primavera interiore dell'umanità che trova il suo inizio nel fatto che Dio prende carne e entra tra noi. Ci aiuta in questa espressione, ha spiegato il Vescovo, la freschezza di Maria. Se raccogliamo questo clima, ha proseguito il presule, l'inizio di questa visita pastorale vuole portare in sé questo profumo di primavera, cioè il profumo della nuova evangelizzazione, del Vangelo annunciato come la parola fresca, bella, non oppressiva, non opprimente, ma capace di dare prospettive nuove e profonde all'uomo e capace di dare speranza e gioia. Il Vescovo ha affidato a Maria il suo cammino nel Tigullio occidentale, auspicando che non si materializzi solo con un impegno esteriore, ma ravvivi il desiderio di realizzare quel disegno che Dio ha su di noi e al quale vogliamo rispondere. Questi giorni che non possono essere semplicemente di impegno esteriore, ma desiderosi davvero di realizzare quel disegno che Dio ha su di noi e al quale vogliamo rispondere. Eccomi. Nell'ambito della visita pastorale alle comunità dell'ambito di Santa Margherita, Portofino e San Michele di Pagana, domani alle 17 il Vescovo presiederà la Santa Messa nella comunità parrocchiale di San Lorenzo della Costa. Alla vigilia invece della solennità dell'Annunciazione di Maria, Monsignor Tanasini ha celebrato la Santa Messa al santuario di Nostra Signora delle Grazie a Chiavari. Da parte del pastore della diocesi l'invito ad un cammino di conversione e a seguire l'esempio di Maria che ha riconosciuto ed accolto il Signore nella propria vita. Un forte richiamo alla conversione per riscoprire nella vita di ciascuno la presenza di quel Dio che Maria ha saputo vedere e accogliere. Lo ha chiesto il Vescovo che nella vigilia della solennità dell'Annunciazione è salito al santuario di Nostra Signora delle Grazie a Chiavari per celebrare l'Eucarestia. Prendendo spunto dalle letture della domenica, Monsignor Tanasini ha affiancato la figura di Maria a quella di Mosè che riconosce il Signore nel roveto ardente. Maria ha saputo riconoscere la presenza di Dio. Ha saputo riconoscere che l'annuncio veniva da Lui, ha saputo rendersi conto che si compiva un mistero grande nella sua esistenza
e si è messa a disposizione. Eccomi, sono la serva del Signore. È diventata lei stesso il roveto ardente, è diventato lei stesso il luogo della presenza di Dio nel suo Figlio che si è fatto uomo. Maria è stata capace di stringere quel legame tra Dio e gli uomini, ha commentato il vescovo, il quale, sempre prendendo spunto dal Vangelo, ha spiegato come i fatti tragici raccontati dall'evangelista Luca, l'uccisione da parte di Pilato di numerosi Galilei e il crollo della torre di Siloe con la morte di 18 persone, per i cristiani non sono un pretesto per sentirsi assolti a fronte di peccatori vittime di un castigo, ma un invito alla conversione che il Signore rivolge a tutti. Il Signore ci dà il tempo per convertirci. Sembra quasi di poter dire: Gesù stesso chiede al Padre di darci tempo per convertirci. Il fico che non dà frutto sono io. Il Signore mi dice: io ti curo ancora, ti zappo intorno, ti do quello che è necessario perché tu possa portare frutto. Non lasciare passare questo tempo inutilmente. Prendilo sul serio. Il tempo non è indefinito, bisogna decidersi. La politica amministrativa, il Consiglio Comunale di Casarza Ligure ha approvato il bilancio di previsione 2019 che chiude a 10.400.000 euro. Restano invariate le aliquote comunali, a parte la Tari che, grazie alla riduzione di 10.000 euro dei costi portato dai buoni risultati della differenziata, scenderanno proporzionalmente per l'85% dei residenti. Sono stati aumentati gli stanziamenti per i servizi sociali e mantenute inalterate le tariffe per i servizi individuali come mensa e trasporto. Approvato anche il piano delle opere pubbliche che prevedono lavori per oltre 5 milioni di euro. La cifra più consistente, quando arriverà il finanziamento della Regione, consentirà la messa in sicurezza del torrente Cacarello e di gran parte del centro cittadino e commerciale. Tramite un contributo regionale di oltre 450.000 euro si interverrà poi sul versante di Verici. Altre opere pubbliche messe in programma sono la riqualificazione di Piazza della Vittoria con 180.000 euro, la nuova sede della Croce Verde nel polo sociosanitario di Via Annuti. 125.000 euro saranno investiti nella frazione di Francolano, 70.000 per gli asfalti e manutenzioni delle strade comunali. La riorganizzazione della rete ospedaliera, il nodo sul personale e la ripartizione delle risorse sono alcuni dei temi sui cui in questo periodo si riflette molto sul territorio dell'ASL 4. Dubbie novità questa sera in diretta TV con l'assessore regionale alla salute Sonia Viare. Di recente c'è stata la presentazione del bilancio previsionale dell'azienda sanitaria. Facciamo il punto con Giuseppe Corticelli, che è presidente della conferenza dei sindaci. Come sta la nostra ASL? Considerato il quadro economico generale, sta tutto sommato sufficientemente bene, anche se ci sono delle sofferenze che sono di origine generale, legate per esempio al discorso dei contratti che sono stati realizzati, del personale che è stato realizzato un anno fa, e poi della compressione delle spese di gestione che sono sempre pesanti. Considerato che nel 2011 i trasferimenti dalla Regione erano di 243 milioni e rotti, si sono ridotti quest'anno a 222 milioni, considerato che si perde 1 milione rispetto a un anno fa. C'è in ballo alcuni accordi che devono essere ancora siglati. Ma se si riferisce a un discorso sociosanitario, certamente l'ASL Chiavarese dovrebbe firmare con i distretti un percorso per i servizi sociosanitari integrati che non è stato ancora firmato. Per quanto riguarda il polo ospedaliero di Chiavari non ci sono grandi novità, si parla dell'hospice che comunque si pensa di ampliare il suo servizio. Questo discorso è datato da quando siamo entrati in amministrazione e aspettiamo appunto che l'ASL provveda a completare i due posti di hospice che sono necessari per tutto il territorio nella struttura chiavarese.
L'ASL 4 è oggetto di una riorganizzazione prevista in un piano che è stato approvato alcuni mesi fa. A che punto siamo? Che considerazioni si possono fare? Beh sì, è stato approvato un anno fa, quest'anno va approvato il piano di attuazione di questo piano e tra le altre cose vedo che sono previsti investimenti per 2,8 milioni per l'assunzione di personale. Io credo che in questo modo si potrebbe anche, se qualificato e di un certo livello, ridurre la mobilità passiva, che è una delle croci di questo periodo. Tutti questi temi nella trasmissione direttamente su Il futuro dell'ASL 4, ospiti in studio oltre all'assessore regionale Sonia Viali e alla direttrice generale dell'ASL 4 Bruna Rebagliati, Giancarlo Mordini, il presidente del Comitato Assistenza Malati Tigullio, Antonio Zampogna, medico di medicina generale, e in rappresentanza di CISL Funzione Pubblica e CISL Medici Anna Pianforini e Elisabetta Tassara. Il pubblico da casa potrà intervenire tramite messaggio. Nuovo sopralluogo oggi di Valentina Ghio, sindaco di Sestri Levante, e Luca Garibaldi, consigliere regionale, all'ospedale di Sestri Levante per verificare ancora una volta le condizioni del polo e l'attuazione di quanto annunciato dall'ASL 4 e Regione Liguria. La visione di oggi è quella di una struttura in smobilitazione. I 2 piani vuoti già da 3 anni sono aumentati con un ulteriore mezzo piano vuoto, il terzo, visto lo svuotamento di urologia e del day surgery. Abbiamo visto parcheggi e piani vuoti, sale di attesa con i posti a sedere non occupati, commenti dei pazienti presenti pieni di desolazione e di sconcerto. Nessun cronoprogramma da poter consultare per avere certezza di quanto ci sarà una inversione di tendenza rispetto all'attuale svuotamento, denuncia il primo cittadino che chiede verità e chiarezza sul futuro della rete ospedaliera, non annunci roboanti che suonano quasi come una presa in giro. Incidente sul lavoro senza gravi conseguenze questa mattina alla Fincantieri di Riva Trigoso. Un operaio sulla cinquantina è stato portato al pronto soccorso di Lavagna a seguito di una scarica elettrica. Il fatto è avvenuto attorno alle 10 mentre l'uomo stava lavorando. Sul posto l'automedica del servizio di emergenza sanitaria e l'ambulanza della Croce Rossa di Riva Trigoso. L'uomo è rimasto sempre cosciente e le sue condizioni non sono gravi. È stato portato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna. E ora andiamo sul nostro sito internet per l'aggiornamento relativamente ad un incendio divampato in Val Graveglia. È stato dichiarato spento intorno alle 18 l'incendio boschivo che da questa mattina alle 6 ha interessato le alture di Arzeno in Val Graveglia e località Case Soprane nel comune di Ne. Sul posto per tutto il giorno hanno operato diverse squadre dei vigili del fuoco di Chiavari e di La Spezia, i volontari antincendio boschivo, i carabinieri forestali per quasi un totale di quasi 30 persone. In azione nel corso della giornata anche un Canadair e un elicottero della regione Liguria. A causa del terreno molto secco e del vento da nord, le fiamme si sono propagate molto velocemente. In tutto sono andati distrutti dalle fiamme 25 ettari di prato e di sottobosco. Per tutta la notte di sabato 9 volontari del VAB di San Colombano e Lavagna, coordinati dai vigili del fuoco, hanno lottato contro le fiamme in località Cardenosa nel comune di Rezzoaglio. L'incendio è stato dichiarato spento la mattina di domenica. Sul posto per tutta la giornata è rimasto operativo un presidio per bonificare l'area. Le fiamme hanno interessato un'ampia superficie di sottobosco. E ora vediamo alle condizioni meteorologiche che in qualche modo favoriscono il propagarsi delle fiamme. È stato infatti diramato un avviso di vento di burrasca forte da nord-nord-est dal Centro Funzionale di Protezione Civile della Regione Liguria. Secondo ARPAL, dal tardo pomeriggio di oggi i venti si rinforzeranno con raffiche che potranno toccare i 120 km/h. Per il mare da segnalare il moto ondoso in rapido aumento sino ad agitato o localmente molto agitato al largo. Anche per domani sono attesi venti generalmente di burrasca o burrasca settentrionale, ancora con raffiche sino a 120 km/h, in parziale caro o forti di burrasca nel corso della mattinata. Il mare inizialmente agitato al largo con possibili sconfinamenti sulla costa, sarà in lento calo già in mattinata. ARPAL segnala anche la possibilità fino alle prime ore di domani di deboli isolati precipitazioni sul Levante, più probabili sui rilievi associate ad un calo delle temperature.
Portofino conta i giorni in vista della riapertura della strada carrabile a 5 mesi dalla mareggiata che l'ha distrutta. Sabato 6 aprile la festa, domenica mattina alle 7 la riapertura. Siamo andati a sentire come vive il borgo queste ore di attesa. Portofino si prepara alla riapertura della strada. L'appuntamento è sabato 6 aprile, quando la festa di primavera, organizzata dal Comune con Regione Liguria e Città Metropolitana, celebrerà la riapertura della provinciale meno di 160 giorni dopo la mareggiata che l'ha distrutta. Previsto un concerto-evento in piazzetta con Mahmood, Il Volo, Elodie, Noemi, Anna Tatangelo e Mario Biondi, per celebrare un ritorno alla normalità molto atteso da portofinesi e commercianti. Ormai ci siamo e apriamo finalmente la strada, anche se in questo periodo difficile, come potete vedere, il paese ha reagito bene, siamo riusciti ad avere gente col bel tempo, è andato anche tutto sommato bene in questo periodo molto difficile. Hanno lavorato tutti con tenacia e con forza e siamo riusciti a ottenere ciò che volevamo con tempo più vicino al previsto. Come sono stati questi mesi senza strada? Durissimi, a volte mi dimentico, no? Prendo anche la Vespa e vado via, poi arrivo là e dico fuori, ma. È stata dura, però ce l'abbiamo fatta. Sì, anche noi abbiamo fatto trasporti eccezionali col battello, di colli, cose varie, però bene, non vediamo l'ora che riapra. L'apertura della strada ai mezzi privati è stata fissata per domenica 7 aprile alle 7 del mattino. Si viaggerà a senso unico alternato. Una buona notizia anche per i turisti abituali, quelli che vivono Portofino come una seconda famiglia. Veniamo da più di 40 anni, sì. Senza la strada siamo stati un po' tagliati fuori, anche perché gli orari sono un po' limitati e poi trasportare qualsiasi cosa diventa complesso avanti e indietro dalle case e stiamo riprendendo la stagione proprio ora. E comunque resta la consapevolezza che pur nella difficoltà è sempre possibile trovare qualcosa di positivo. Portofino senza strada è tornata un po' indietro nel tempo, come dicono i portofinesi veri, perché ci si ritrovava in piazza, la sera c'era un po' più di unione, di nuovo fra di noi, nel senso che si stava più insieme, si parlava, si è parlato di più, si sono condivise un sacco di cose e siamo tornati a volerci più bene di prima, secondo me, in questo momento. Quindi questo comunque ve lo porterete dietro? Assolutamente sì, per il cuore è stata una cosa positiva. Poi, certo, è stata dura perché tanti portofinesi hanno dovuto andare via, ma sono pronti a ritornare e contano i giorni da qui al 6 aprile, al 7 aprile. Si stanno per accendere i riflettori sull'offerta turistica del Levante Ligure. Giovedì prende il via a Chiavari la terza edizione di Discovery Italy, manifestazione che coinvolgerà direttamente anche i comuni di Sestri Levante, Framura, Deiva Marina e Moneglia. Oltre 1500 gli appuntamenti fissati per la giornata di workshop al convento dell'Annunziata. Il Levante si prepara a ospitare la terza edizione di Discovery Italy. Dal 28 al 30 marzo sono attesi centinaia di operatori turistici stranieri che potranno incontrare i colleghi italiani in una giornata destinata agli accordi commerciali. L'edizione 2019 vede l'ingresso ufficiale dei comuni di Moneglia e Deiva Marina tra gli organizzatori dell'evento, che si vanno ad affiancare ai comuni di Sestri Levante, Chiavari e Framura. Tutti uniti nel promuovere un comprensorio, più che un comune solo, questo lo riteniamo fondamentale. Naturalmente, come tutti i comuni vicini, abbiamo delle bellezze sia naturalistiche che storiche, culturali, enogastronomiche, ognuno farà la sua parte. Oltre 1500 gli appuntamenti fissati per la giornata di workshop. Il calendario della terza edizione di Discovery Italy prevede per giovedì 28 marzo un pre-tour a Chiavari, durante il quale un gruppo di 20 operatori conoscerà le peculiarità architettoniche, naturalistiche ed enogastronomiche della città. Faremo conoscere tutte le qualità della nostra città, dal centro storico, dall'enogastronomia ai musei, le chiese, il clima e le spiagge e il porto della nostra città. Venerdì 29 marzo poi all'ex convento dell'Annunziata di Sestri Levante si svolgerà la giornata di workshop vero e proprio. Sabato infine i comuni di Framura, Deiva Marina e Moneglia ospiteranno un post tour di valorizzazione delle eccellenze locali con visite guidate, percorsi nella natura, tempo libero per lo shopping, degustazioni di prodotti tipici per 15 operatori selezionati. Ad accogliere i tour operator una serata di benvenuto prevista per giovedì 28 marzo alla piscina dei Castelli di Sestri Levante, mentre alla conclusione della giornata di workshop
workshop vedrà una cena di commiato per gli operatori stranieri e le autorità locali all'Hotel Due Mari di Sestri Levante. Turismo che parla di cultura, di enogastronomia, di bellezze, di mare, di natura, di sport, insomma tutti insieme possiamo riuscire a creare dei pacchetti per convogliare turisti stranieri, ma anche italiani nel nostro bellissimo territorio. Soprattutto si apre una stagione che per noi è molto importante. Ecco, vogliamo dimostrare che il territorio c'è, è unito, è pronto, è preparato. E ora la scheda degli appuntamenti per la giornata di domani. Appuntamenti in agenda per martedì 26 marzo. Prende il via al Centro Giovani Chiavari del Benedetto Acquarone la mostra interattiva nell'ambito del progetto Web Indipendente. Gli orari di visita vanno dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Il Museo Scientifico Sanguinetti Leonardini sarà aperto alle visite dalle 9 alle 12. Nei locali del Seminario Vescovile di Chiavari sono esposti più di 300 apparecchi datati intorno ai primi anni dell'Ottocento. L'Accademia Culturale di Rapallo propone un incontro con Maria Ida Federici che terrà una lezione sul tema I nostri genitori invecchiano. L'inizio alle 16 nella sede di Villa Queirolo. Nell'ambito del 14° corso di cultura genovese alle 16:30 nella sala livellara di Via del Pino a Chiavari si terrà un incontro sul tema La presenza genovese alla prima crociata e la nascita della città mercantile. Interverrà l'architetto Osvaldo Garbarino. Infine, sino al 31 maggio, al Centro Culturale Museo dei Fieschi, in piazza Innocenzo IV a San Salvatore di Cogorno, è visitabile l'esposizione Emanuele Luzzati, disegni, oggetti e multipli teatrali. L'orario di visita va dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30. Ora apriamo una pagina sportiva parlando di calcio. Lega Pro, pareggio a reti inviolate per la Virtus Entella nella 32esima giornata del campionato che ha ospitato al Comunale la Robur Siena. I chiavaresi hanno fatto l'impossibile sfoderando l'ennesima prova di carattere abbinata alla tecnica. Un po' di delusione al termine del match per aver incassato un solo punto. I biancocelesti tuttavia già da domenica mattina hanno ripreso gli allenamenti per la prossima importantissima sfida di campionato. Martedì alle 20:30 al Comunale arriva la Lucchese. Un buon approccio dell'Entella che ha cercato il gol fin da subito, la squadra forse un po' calata nel finale, anche se poi le occasioni ci sono state e questa sera gli episodi che erano determinanti ai fini del risultato non sono stati favorevoli all'Entella per molti motivi. Sì, 30 minuti molto buoni, un approccio giusto, diverse occasioni e quando succede così che non trovi il gol quando lo meriti non è facile poi tenere quel ritmo per tutta la partita. Ci siamo leggermente allungati dopo il 30°, forse spaventati anche da quell'occasione un po' casuale con la scivolata del nostro centrale. Però secondo me la squadra ha giocato in maniera importante, si vede che abbiamo un'identità, l'abbiamo voluta riconfermare oggi sul campo e non abbiamo mollato niente, non abbiamo cambiato niente rispetto al nostro atteggiamento classico, segno di grande personalità. Martedì si torna in campo, una partita molto importante, contro Siena c'erano 2000 persone, la società propone la gradinata a €1, quanto sarà decisiva e determinante la spinta del popolo biancoceleste? Assolutamente determinante, bisogna che nonostante la giornata lavorativa i nostri tifosi vengano al Comunale e sostengano l'Entella fino all'ultimo, come hanno fatto per la verità ieri, come hanno fatto a Vercelli, straordinariamente presenti e determinati. Sono battaglie, saranno battaglie dure fino all'ultimo, le squadre vengono e si chiudono. Però bisogna essere determinati e andare avanti e io sono ottimista perché ho visto un gruppo e una squadra in grande condizione fisica e mentale e bisogna che continuino così. Andiamo sul nostro sito teleradiopace.com per vedere come sono andate le gare nel campionato di Serie D. La 28esima giornata del girone A va in archivio con 2 pareggi per le squadre del Tigullio. La Lavagnese in rimonta, pareggio 1-1 sul campo del Ligorna. Padroni di casa in vantaggio con Chiarabini al 18° del primo tempo. Il pareggio è arrivato al 18° del secondo tempo grazie ad una rete di Casagrande. Pareggio 1-1 anche per il Sestri Levante che al Sivori ospitava il Milano City.
Corsari in vantaggio con Croci al quinto minuto di gioco, sono stati raggiunti dagli avversari al 21esimo del secondo tempo con la rete di Neto Pereira. In classifica Lavagnese 36 punti, Sestri Levante 35. Nel prossimo turno la Lavagnese ospita la Folgore Caratese, mentre il Sestri Levante gioca in trasferta sul campo del Ligorna. E ora parliamo di vela, 2 giorni intensi ricchi di eventi di sport, cultura, musica, ma soprattutto di tanta vela al femminile. A Chiavari si è conclusa la quarta Women's Sailing Cup per sostenere l'Associazione Italiana Ricerca sul Cancro. Un weekend di sole quasi estivo ha salutato la regata. Nonostante il poco vento sono state comunque effettuate 7 prove. Salgono sul podio Randa al primo posto, Women's Sailing Academy al secondo posto, Bambolin al terzo posto. La Women's Sailing Cup ha visto la partecipazione di centinaia di veliste arrivate da tutta Italia per tenere fede ad una promessa: fare squadra per ricordare che è possibile rendere il mondo un luogo migliore in cui vivere in armonia, salvaguardare l'ambiente e attraverso la raccolta fondi trovare una soluzione definitiva per il cancro. Abbiamo visto alcune foto. Con questa notizia si conclude questa edizione di Tigullio Oggi. Vi ricordo il primo appuntamento con l'informazione domani mattina alle 7:30 in diretta TV con la rassegna stampa insieme a Marco Revello, e poi alle 12:45 con il telegiornale della fascia meridiana. Grazie a tutti per l'ascolto e buon proseguimento di serata.